Bene, eccoci anche oggi insieme, con noi c'è Maurizio Ebano, che è il segretario di Casa Artigiani, organizzazione del mondo artigiano, Casa Artigiani di Padova e Rovigo. Qua con noi per presentare due nuove iniziative, una si chiama Veneto Eccellenze, l'altra si chiama Giocarti DPP, ma non pensate male, DPP è una sigla, che significa Design, progettazioni e produzione. Bene, allora, iniziamo però presentando la realtà di Casa Artigiani. Sì, allora Casa Artigiani è la terza organizzazione nazionale degli artigiani e anche a livello regionale veneto. Da ormai 15 anni esistiamo a Padova, l'abbiamo fondata attraverso alcuni studi professionali della provincia di Padova e ci siamo caratterizzati rispetto alle altre organizzazioni sindacali, sia del commercio che dell'artigianato, come un'associazione che raggruppa tutte quante le micro, le piccole e medie imprese, al di là dell'artigianato, che per il ragionamento del CNEL bisogna essere in qualche modo raccordati. E su questo abbiamo inteso fare tutte quante quelle iniziative sindacali di politica associativa per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Da un anno mi hanno dato anche l'incarico di sviluppare la realtà di Rovigo e per questo diciamo che c'è una realtà unica, chiamiamolo in questo modo, che parte da Padova e arriva fino a Rovigo, considerando che l'associazione in questo preciso istante ha 60 iscritti nella realtà del Delta del Po, che comprende una parte di Chioggia, pertanto la parte bassa che va verso il Polesine, Cavarzare e il Delta del Po per arrivare fino ad Adria, non per niente la sede è ad Adria. Ecco, questa è la nostra caratteristica rispetto alle altre associazioni di categoria che più che la politica sindacale puntano alla politica diciamo, fiscale, tributaria dei propri associati. Noi puntiamo a creare iniziative per lo sviluppo dell'impresa e ovviamente dell'occupazione nel nostro territorio. Veneto Eccellenze rientra in questa logica? Certo, perché... Intanto è un sito. Intanto è un portale, perché dobbiamo considerare che una delle realtà che noi abbiamo oggi da un punto di vista diciamo d'immagine è internet, e se le imprese non riescono a capire l'importanza che ha internet non riusciamo a entrare nel mercato in termini diversi. Veneto Eccellenze vuole essere questo, vuole essere il portale delle eccellenze artigianali e delle piccole e medie imprese del Veneto che ovviamente hanno bisogno di uno spazio di rappresentanza. Parte da un unico dato, dal fatto che ci sono tantissime aziende che lavorano in sublavorazione, così come viene chiamata, pertanto lavorano per la grande distribuzione e per la grande industria, come dicevi te prima Fabrizio, per conto terzi. Queste però hanno un loro prodotto, hanno una loro realtà, hanno una loro capacità di entrata nel mercato. L'unica differenza rispetto è che hanno un unico mandatario, un unico cliente. Che non è poco come rischio. Esatto. Soprattutto nel tessile è stato pagato pesantemente negli anni scorsi. Nel tessile, nel mobiliere, cioè nel senso che la crisi della grande fabbrica del Trevigiano sui mobili ha portato che molti piccoli artigiani, dai verniciatori a quelli che facevano le piccole lavorazioni del legno, sono falliti, mentre le grandi aziende sono andate in ristrutturazione aziendale. Questa è la differenza. Allora, se queste aziende hanno un loro prodotto che diventa per ovvie ragioni prodotto della grande distribuzione o della grande azienda e invece lo tengono loro con un marchio loro di gestione, che ovviamente ha un costo, perché registrare un marchio ha un costo, perché per mantenere il marchio ha un costo, perché per la distribuzione del marchio ha un costo anche quello, ma se il costo viene ripartito in più imprese
con la partecipazione dei stessi design e dei stessi progettisti, ovviamente si riesce a ridurre i costi gestionali e si riescono ad avere dei margini diversi di iniziativa. Questo non vuol dire che domani mattina tutte quante le imprese del Veneto diventeranno produttori diretti, ma vuol dire che tutte quante le imprese del Veneto potrebbero avere una possibilità di confrontarsi col mercato in termini diversi. Viene però da chiedersi, sembra che non impariamo mai la lezione, voglio dire. Esistono almeno 4-5 grandi organizzazioni professionali agricole nazionali, sì. Chi più chi meno, insomma, ecco, che poi insomma, hanno comunque un background storico che ha portato a questa realtà e che oggi spesso e volentieri convergono su obiettivi comuni. Nel momento in cui si parla di promozione, di nuovo ci si parcellizza. Voglio dire, adesso c'è Veneto Eccellenze, c'è Giocarti, ma mi viene in mente che poco tempo fa abbiamo ospitato qua per esempio i responsabili delle reti innovative regionali, che insomma più o meno l'obiettivo è sempre quello. Ecco, non si corre lo stesso rischio, cioè invece di unire le forze continuare a disperderle. Cioè, poi uno alla fine anche nel mare magnum di internet si perde. Il problema nella realtà è che abbiamo notato che tutte le reti di imprese che sono nate in questi anni, no, non sono riuscite a svilupparsi perché si sono bloccate su un problema settoriale. Quello che noi riteniamo è che l'immagine di mercato ha bisogno di un coordinamento suo complessivo. Partiamo da come abbiamo sviluppato questo progetto finale. Noi nel 2008 abbiamo costruito un convegno ad Asolo dove abbiamo parlato di recupero, pensando e sapendo che eravamo in una fase epocale di cambiamento nell'edilizia. Nessuno ci credeva. L'avevate vista lunga, devo dire. Ci hanno boicottato in tutti i modi, considerando che era un'iniziativa che non aveva nessun tipo di significato. Abbiamo portato grandi personaggi a questo convegno. Il convegno doveva concludersi con l'idea di costruire una concezione nuova di partecipazione sempre della micro e piccola impresa nei confronti della grande impresa. Ovvio che la grande impresa farà sempre muro contro queste cose, no? Ma allora se ci si unifica rispetto a un certo tipo di realtà si riesce in qualche modo a muoversi. Allora, se questo ha funzionato per quanto riguarda l'edilizia e molte imprese che aderiscono a Casartigiani sono riuscite a superare la crisi perché gli abbiamo dato nuove possibilità di intervento, riteniamo che in un ragionamento di coordinamento scorporato, perché il sito di Veneto Eccellenze sì sarà collegato al sito di e-commerce, ma è una cosa separata, pertanto noi andremo a portare l'eccellenza in termini di immagine da un lato, e ovviamente andremo a vendere attraverso il portale e attraverso il marchio Giocarti i prodotti di queste eccellenze, che sono però, ribadisco le questioni, i prodotti delle piccole e medie imprese che riescono a misurarci. Noi non andiamo a incontrare la Porsche, perché ovviamente ha già un suo canale, una sua possibilità di muoversi. Noi quello che vogliamo incontrare è la micro e la piccola impresa che ha un prodotto settoriale, ben definito, che lavora parla di manifatturiero, quindi. Parliamo di manifatturiero, che lavora per la grande distribuzione, che lavora per la grande industria, che ovviamente per questi fa dei segmenti di lavorazione. Cito sempre un esempio, la Foppa Pedretti. La Foppa Pedretti è una grandissima azienda che ha saputo trasformarsi negli anni e mantenere una buonissima linea di mercato legato al legno, no? Pertanto ovviamente i suoi grandi prodotti rimangono sempre quelli, i lettini per i bambini, i seggioloni e tutto quanto quello che bene o male sul mercato per quanto riguarda i bambini serve, no? Però hanno inventato per invogliare diciamo, gli acquisti dei loro prodotti
una linea collaterale di giocattoli e di prodotti in legno, considerando che bisogna ritornare, come qua siamo anche d'accordo noi, a una logica di giocattolo diciamo indistruttibile, ma che abbia un minimo di manualità nella gestione per i bambini. Bellissimo, ma questo lo fanno alcuni artigiani che si sono inventati loro il trenino in termini di gestione, si sono inventati loro la carrozza da portare dietro o la macchinetta o quello che è, però nel momento in cui loro producono diventa un prodotto della Fova Pedretti. Perché a questo punto invece registrarsi il prodotto in termini di gestione e questo prodotto alla fine andarlo a divulgare col proprio marchio e venderlo alla Fova Pedretti come prodotto di marchio? Questa è una logica che la rete ancora non è riuscita a divulgare, cioè quello che stanno facendo è quello solo unicamente di prendere il prodotto e cercarlo di vendere in un modo o nell'altro nei confronti di un potenziale cliente che si affaccia a internet per andare a vedere. Noi stiamo studiando una concezione completamente nuova, che è quella tradizionale che ha la grande azienda, che dovrebbe avere un'azienda normale, perciò studio di un marketing, cioè andremo a individuare qual è la politica corretta per la piccola impresa di divulgazione, studio ovviamente della possibilità di vendita, ovviamente attraverso poi il sito di e-commerce che sarà collegato in un modo o nell'altro a Veneto Eccellenze. Per concludere, Internet ha una diffusione planetaria. Queste aziende saranno in grado di rispondere però alle richieste di mercato, essendo micro e piccole aziende? Beh, la questione è sempre quella, se si riesce a fare gli imprenditori, l'imprenditore ovviamente deve essere quello che è capace a rischiare da un punto di vista finanziario sulla sua impresa e ovviamente deve avere tutto quanto il suo contenuto organizzativo per potersi allargare da un punto di vista di immagine. Quello che noi vogliamo dare come associazione non è solo unicamente tutta quanta la politica di marketing, ma è anche tutta quanta la politica di strategia gestionale e di sviluppo. Ovvio che non pensiamo di avere 50.000 Fiat domani mattina, pensiamo di avere una decina, quindicina di aziende nel Veneto che possono vendere un loro prodotto magari collegato ad altri e in questo modo si riesce a sviluppare la propria attività. Buon lavoro quindi a Maurizio Ebano, direttore di Casa Artigiani di Padova e Rovigo, promotrice, anzi l'associazione di queste due nuove iniziative, Veneto Eccellenze e Giocarti. Giocarti. Grazie, buon lavoro. Grazie. Alla prossima.